successo non è un caso, è duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. Pelé, 1990. Penalty Awards 2022, nona edizione, una produzione esclusiva Play Village. Signori e signore, Ettore Tortorici. Buonasera e benvenuti alla nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Ancora una volta i dilettanti saranno protagonisti di questa passerella che puntualmente ogni anno Play Village organizza per far sì che si dia risonanza sempre maggiore alla fetta dei dilettanti, che sono tantissimi, soprattutto qui nella nostra bella Sicilia. Anche questa sera premieremo chiaramente la categoria eccellenza, la categoria promozione, premieremo anche la prima categoria e premieremo anche il miglior allenatore per quanto riguarda il campionato di Serie D che si è concluso già da qualche mese. Insomma, sarà un modo per vivere a 360 gradi la bellezza del calcio dilettantistico siciliano e all'interno del nostro evento, come al solito, spazio anche alla musica, ma anche a dei premi speciali. Anche quest'anno saranno di scena i premi tanto ambiti dedicati al personaggio televisivo, alla stampa, all'uomo per lo sport e anche ai Team Awards, in modo particolare appunto ad una squadra che su tutte si è particolarmente distinta. Una passerella dove ci saranno tantissimi personaggi anche legati al calcio del passato. Non per niente, anche per questa edizione abbiamo dedicato il premio speciale alla carriera sportiva. Per aprire questa nona edizione dei Penalty Awards invito qui sul palco il sindaco di Belpasso, che ha voluto più di tutti questo evento proprio qui in questo teatro Nino Martoglio di Belpasso. Buonasera signor sindaco. Allora, eccoci qui, pronti per questa nona edizione. Noi siamo stati presenti nel 2017, siamo ritornati, siamo contenti perché insomma il palco e questo teatro ci dà un'energia molto bella. Ma noi siamo felici e onorati di ospitare questa manifestazione qui dopo il 2017. Dal 2017 a oggi sono successe tante cose, tra cui una pandemia mondiale che ha bloccato tutto, quindi oggi intanto voglio ringraziare in maniera particolare la Videobank che ci ha permesso di fare questo evento, un'azienda che ha preso in gestione il teatro 6 mesi prima che iniziasse la pandemia, quindi ha avuto solo perdite da questo teatro e la ringraziamo in maniera particolare. Ringrazio tutti voi qui presenti, benvenuti a Belpasso, benvenuti in questa bella struttura e speriamo che sarà sicuramente una serata piacevole e ospiteremo questa manifestazione ancora per molto se vorrete farci l'onore di essere ancora dei nostri. Sarà un piacere anche nostro. Noi ci vedremo dopo perché anche per lei ci sarà un momento di passerella. Grazie al sindaco Daniele Motta, il sindaco di Belpasso. E costume anche inaugurare il nostro evento con la presenza del presidente della FIGC Sicilia, ovvero Sandro Morgana, che invito qui per i doverosi saluti chiaramente ai convenuti di questa nona edizione dei Penalty Awards. Eccolo qua, il presidente che ha debuttato con i penalty la scorsa stagione. Buonasera. Ha debuttato la scorsa stagione e eravamo nella provincia di Agrigento, adesso siamo ritornati nella provincia di Catania ed è la dimostrazione che questo premio, come del resto anche la FIGC, ha una veduta tutta siciliana, a 360 gradi sulla nostra bella isola. Beh, certamente è un premio importante, siamo presenti, miglioriamo di anno in anno la nostra presenza, quindi vogliamo essere, come dire, protagonisti insieme a voi di questa cosa che poi celebra il calcio dilettantistico, quindi noi dobbiamo esserci a tutti i costi, soprattutto quest'anno, perché questo è stato un anno eccezionale, è stato un anno magnifico, un anno nel quale nonostante tutto e nonostante tutti abbiamo portato a termine questa stagione meravigliosa. Io credo che il merito sia proprio
di queste persone che noi andremo a premiare. Noi abbiamo un po' organizzato le cose, le abbiamo, come dire, abbiamo fatto i registi di questa operazione, ma i protagonisti sono stati loro, quindi è giusto che questi premi vadano a chi hanno reso meravigliosa, unica, indimenticabile questa stagione. Ed è la dimostrazione come anche i dilettanti è giusto che abbiano la loro doverosa passerella. Assolutamente, certo, è giusto, anche perché io lo dico sempre, c'è una famosa metafora che paragona il calcio ad una macchina che ha, come dire, il motore di una Ferrari e sono le società di Serie A, degli accessori di lusso che un tempo erano le società di Serie B e di Serie C, e poi le ruote che sono il calcio dilettantistico. La differenza tra noi e loro è che se anche le ruote sono sgonfie, ammuttiamo la macchina e la facciamo camminare lo stesso. Ci piace questa cosa. Bene Presidente, allora ci vedremo dopo. La ringrazio, grazie. Ed iniziamo subito perché i premiati saranno veramente tanti ed iniziamo con le nomination quale miglior portiere del campionato di promozione. Ed invito qui sul palco Carlo Incatasciato del Modica Calcio ed Alessio Gulisano dell'FC Motta. Per premiare, quindi aprire la busta e capire giustamente chi vince la categoria quale miglior portiere del campionato di promozione, invito il presidente dell'Ajax Sicilia, José Sorbello. Ciao José, arriva subito la busta che la consegniamo e conosciamo già una delle nostre prime ragazze che ci accompagneranno nella premiazione. Questo è il portiere del campionato di promozione, che è un campionato con 4 gironi che quest'anno è stato intensissimo. Vediamo chi vince. Vediamo adesso se ce la faccio ad aprire la busta. Semplice, dai. Allora, il miglior portiere è il portiere di una squadra che non è della provincia di Catania. Quindi è Carlo Incatasciato, Modica Calcio. Modica Calcio, perfetto. Ok. Consegniamo a Incatasciato quale miglior portiere del campionato di promozione. Faccio subito una battuta con Carlo, è stato un campionato bellissimo quello del Modica, un inseguimento che poi è diventato straordinario proprio nei confronti anche di un Mazzarone che sino all'ultimo vi ha conteso questa vittoria finale. Ma guarda, sì, è stato un campionato difficile per come eravamo partiti, però poi abbiamo preso strada, quindi abbiamo fatto un bel campionato, siamo riusciti a vincere sia il campionato che la Coppa. Penso che questo premio sia la ciliegina sulla torta, un po' di tutto. Complimenti, complimenti. Invece per voi è stato un campionato sfortunato, l'FC Motta sino all'ultimo ha lottato per vincere questo girone, non c'è riuscita, ma rimane comunque una stagione da incorniciare. Sì, sicuramente dal punto di vista di squadra siamo stati molto sfortunati. L'emblema è stato anche poi la finale playoff del girone, dove con 2 risultati a favore non siamo riusciti a portare a casa il risultato sperato. Però è anche vero che la sfortuna non è da sola, bisogna fare i complimenti agli avversari, da cui tra l'altro ho molti amici relaci, quindi sono contento per loro e va bene così. Va benissimo, tenterete la prossima stagione. Benissimo, ringrazio i 2 ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione, Incatasciato e Gulisano, che lascio nel palco perché adesso la battuta la facciamo anche, la facciamo anche con José Sorbello. José, è stata come abbiamo detto una stagione particolare del campionato di promozione, ma tutti insomma dopo la pandemia hanno dato il massimo anche nei campionati di prima categoria, per non parlare del campionato di eccellenza. Io penso che non ci sono parole da aggiungere a quello che ha detto poc'anzi il presidente Morgana, cioè in una situazione di emergenza, di difficoltà che è durata e purtroppo ancora dura, di pandemia e anche di situazioni che sembrano esterne ma ci colpiscono, come quello della guerra in Ucraina, riuscire a completare i campionati
penso che sia stato un successo incredibile, enorme, al quale hanno partecipato in primis il Presidente con il Comitato e tutte le altre componenti della FIGC, con le quali si collabora in maniera sinergica e con grande rispetto. Questo è quello che va sottolineato, e sono le parole anche del ragazzo, del portiere, che faceva i complimenti agli avversari. Questo è lo spirito dello sport, che non è soltanto nella gara che si fa, ma anche in tutte quelle cose che ci vedono protagonisti. Io ringrazio tutti e spero di poter fare la mia e continuare a fare la mia parte per quello che mi compete. Grazie, grazie José. Aspetta che anche per te c'è una targa ricordo e anche un premio offerto da Timili, che è una birra artigianale siciliana bellissima, e questa invece è la targa ricordo per la tua presenza quest'anno alla nona edizione dei Penalty Awards. Grazie, grazie, grazie. Adesso dobbiamo presentare il miglior difensore del campionato di promozione ed invito qui sul palco Yassin Mazzouf della Torre Novese, Salvatore Campanella del Real Aci e Carlo Aiello del Rocca Acquedolcese. Invito qui sul palco il delegato della FIGC di Catania, Lino Gurrisi. È il miglior difensore del campionato di promozione. Salve, allora il miglior difensore del campionato di promozione è Salvatore Campanella, Real Aci. Bene, prima premiamo Campanella, ecco, avvicinati, consegniamo a Campanella la targa e anche la busta Bacco, che sono delle cose buonissime. È stato veramente un momento importante quest'anno per il Real Aci, perché è riuscito a vincere un campionato alla grande, tra l'altro in battuta, e tu, che non sei più giovanissimo, hai provato, secondo me, una bellissima emozione. Sì, diciamo che fino all'ultimo sia la Leonfortese che il Real Aci ci ha dato filo da torcere, però noi come abbiamo fatto un'impresa, anche perché come diceva lei rimanere imbattuti fino a fine campionato è stata veramente un'impresa per noi, soprattutto che a inizio anno non eravamo, diciamo, i papabili per vincere il campionato, quindi una doppia soddisfazione, merito di tutti noi, di tutta la società, del mister, in primis il mister Manga, che è stato davvero una persona speciale quest'anno a gestire un gruppo fantastico. Siete contenti? Siete molto contenti. E beh, anche il Rocca Acquedolcese festeggia una stagione vincente, la prossima stagione il campionato di eccellenza. Insomma, tu dall'alto anche della tua esperienza hai fatto un po' da riferimento all'interno di uno spogliatoio che comunque ha vinto veramente un girone B bellissimo nel campionato di promozione. Sì, diciamo che è stato un campionato lunghissimo per vari motivi. Siamo stati bravi durante tutto il campionato, soprattutto a sopperire alcuni problemi che ci sono stati in squadra, però posso dire che grazie a tutti i ragazzi, al mister e alla società, abbiamo affrontato un campionato alla grande, anche noi imbattuti, miglior difesa, miglior attacco. Meglio di così non poteva andare. Complimenti a Carlo Aiello. E adesso una battuta anche con colui che il campionato purtroppo l'ha perso, nel senso che avete perso lo spareggio per andare in eccellenza contro il Casteldaccia, eravate a un passo, ritenterete la prossima stagione? Sì, siamo stati sfortunati all'inizio e per la finale che ci sono state molte assenze e hanno meritato di vincere poi il Casteldaccia. Non mollerete la prossima stagione? No. Assolutamente, grazie. Grazie ai ragazzi che hanno partecipato come nomination quale miglior difensore del campionato di promozione. Grazie a Salvo, ciao Carlo, ciao. Lino, il Presidente lo ha detto, insomma quest'anno tutti i campionati si sono conclusi alla grande, ha avuto un grandissimo successo di seguito, anche di pubblico, perché finalmente si sono aperti anche gli stadi, ed è la dimostrazione che quando si lavora bene, con delle direttive ben precise, ben rispettate, alla fine poi, come si suol dire, si porta a casa il lavoro. Sì, è tutto giusto, però io che vengo per esempio dai campi di gioco e adesso passo dalla parte, diciamo, dietro la scrivania, posso capire e comprendere il lavoro che c'è sia a livello regionale della FIGC e sia naturalmente con tutte le varie delegazioni che fanno a capo sempre il regionale. E devo dire veramente, c'è tantissimo lavoro da parte regionale per far sì che
questi campionati possono essere svolti in una determinata maniera e anche con successo, come diceva poco fa il Presidente, il Dottore Morgana. Ma devo dire che queste certe volte delle affermazioni gratuite di critiche che vengono rivolte alla FIGC sono semplicemente assurde, e noi quest'anno il Presidente innanzitutto ha dimostrato il valore che ha la FIGC all'interno del mondo del calcio, il calcio popolare. Lino, abbiamo per te anche il ricordo della birra artigianale Timili e poi anche la targa ricordo di questa nona edizione dei Penalty Awards 2022. Grazie a Lino, grazie Lino Gurisi, delegato della FIGC di Catania. Proseguiamo. Subito il campionato di promozione ha regalato delle nomination importanti per quanto riguarda il ruolo del centrocampista, ed invito qui sul palco i 3 che concorreranno alla vittoria finale. Sono Alessio Lonigro, Resuttana San Lorenzo, Andrea Dinora del Mazzarone Calcio e Dario Ribaudo del Casteldaccia. Roberto Bellomo, delegato nazionale dell'AIA, lo invitiamo qui sul palco perché sarà lui ad aprire la busta e contemporaneamente chiaramente a consegnare la targa quale miglior centrocampista di questa stagione. Arriva subito la busta, la consegniamo a Roberto. Roberto, un ruolo importante quello del centrocampista, eh? Un ruolo fondamentale. Sì, molto importante. Vediamo un po' chi vince. Dario Ribaudo del Casteldaccia. Dario Ribaudo del Casteldaccia, bene, bene, bene. Allora siamo pronti per la consegna a Dario Ribaudo del Casteldaccia, la targa quale miglior vincitore. Giustamente le ragazze non lo conoscono, con il pacco di Bacco, gioco di parole, e consegniamo le altre 2 targhe anche giustamente ai 2 che hanno fatto parte delle nomination. Inizio con il vincitore, con Ribaudo. Allora, Casteldaccia alla grande, devo dire, un big match importante proprio nell'ultima partita che ha segnato il vostro ritorno nel campionato di eccellenza. Sì, è stata una partita difficile anche perché abbiamo preso gol dopo 7 secondi, quindi poi siamo stati bravi a ribaltarla e fortunatamente siamo andati in eccellenza, anche perché penso che ce lo meritavamo per il cammino che abbiamo fatto. Qui c'è Alessio, lì c'è Giampiero, se non avessimo trovato loro nel girone avremmo vinto il girone a mani basse, però È stato un bel girone quello del girone A, eh? È stato un bel girone per 12 squadre, loro facevano un campionato a parte. Lo sappiamo. È stato un bel girone perché è stato combattuto, abbiamo combattuto con la Folgore per il secondo posto, con il Gangi, con il Raffadali. Complimenti. Ce lo siamo meritati. Ve lo siete meritati e volendo anche il Resuttana, come ha detto giustamente anche Dario, ha fatto un campionato bellissimo, ma soprattutto avete fatto capire che questa società ha un obiettivo, fare un percorso importante adesso che addirittura siete diventati ufficialmente la seconda squadra di Palermo con la discesa del CUS Palermo in promozione. Sì, abbiamo fatto una stagione fantastica, strepitosa. Si è creato un gruppo fantastico e penso che ci sarà un proseguo per la società perché sta facendo qualcosa di importante. Poi a Palermo, che è difficile, bisogna dare merito a loro. Complimenti, complimenti. Battuta anche con Andrea. Andrea, ma che è successo a Mazzarone? Avevate più di un piede e mezzo già in eccellenza, poi il Modica vi ha sorpassati, forse anche un po' di casini interni, ma non nel senso brutto della parola, ed è successo che avete perso anche il big match delle finali playoff. Esatto. Diciamo che la sfortuna ha preso il sopravvento. Siamo stati primi dalla prima all'ultima giornata, l'ultima giornata abbiamo perso e fa male anche perché poi la finalissima la andiamo a perdere contro la Leonfortese, però purtroppo... Ci ritenterete la prossima stagione. Complimenti a tutto il Mazzarone, complimenti anche a voi ragazzi, grazie per essere venuti qui ai Penalty Awards. Allora, delegato nazionale dell'AIAC, sappiamo benissimo che l'AIAC è portante anche nel progetto dei Penalty Awards, un AIAC sempre presente comunque a supporto giustamente di tanti allenatori anche in questa stagione. Sì, chi mi ha preceduto ha detto delle belle parole, dal presidente Sandro Morgana al mio presidente regionale.
Noi siamo sempre per dare aggiornamento, per migliorare la categoria, per fare rispettare le regole e per dare un insegnamento ai bimbi, soprattutto nell'attività giovanile, e auspichiamo che gli allenatori si continuino ad aggiornare e a svolgere il loro ruolo per la passione che hanno, perché nei dilettanti c'è la passione, oltre potrebbe essere previsto un rimborso, ma soprattutto la passione e l'educazione. La passione è la cosa più importante, soprattutto perché quando si gioca a pallone bisogna metterci passione e poi anche impegno. Abbiamo anche per te il ricordo della presenza qui alla nona edizione dei Penalty Awards, compresa anche la bella e buonissima birra artigianale Timili. Grazie, a presto, grazie a Roberto Bellomo, delegato nazionale AIAC Sicilia. Proseguiamo, dopo il centrocampista, un ruolo importantissimo, quello dell'attaccante, quello che deve fare il gol. Allora, abbiamo subito le nomination quale miglior attaccante, sono soltanto in due e sono Giampiero Clemente del Resuttana San Lorenzo e Chebè Ibrima del Modica Calcio, che invito qui sul palco. Sarà Daniele Loporto, un giornalista catanese conosciutissimo, ad aprire la busta quale miglior attaccante del campionato di promozione. Ed invito qui sul palco Daniele Loporto, che arriva subito. Eccolo qua. Ciao Daniele. Subito la busta, il ruolo dell'attaccante, dico sempre, è fondamentale per una squadra perché risolve i problemi di ogni partita. Risolve i problemi del resto della squadra. È vero. Il miglior attaccante del campionato di promozione 2001 e 2022, Giampiero Clemente della Resuttana San Lorenzo. Resuttana San Lorenzo, eccola qui. Consegniamo a Giampiero la targa e poi anche il pacco buonissimo di dolci, buonissimi di Bacco. E tra poco arriva anche quella per Ebrima. Nel frattempo battuta anche subito con Clemente. Non voglio dire neanche quanti anni hai, dico soltanto che hai fatto più di 20 gol anche quest'anno. Dico che sei sempre in perfetta forma, fisicamente ancora sembri un giovincello di 20 anni. Ho visto tra l'altro anche una fotografia tua con tuo figlio in campo ed è la cosa, penso, più bella che possa vivere un padre. Ma non parliamo di questo, parliamo di questa Resuttana che ha fatto veramente un campionato da incorniciare. Ma intanto grazie per il premio, buonasera a tutti. Sì, è stato un campionato abbastanza vincente, la società ha creato un gruppo importante, una squadra che sinceramente per la categoria aveva soltanto un obiettivo e raggiungerlo non è mai facile. Per quanto riguarda il mio campionato sono felice, per quanto riguarda i complimenti sono felice, cerchiamo esternamente di sembrare giovani ma stiamo cadendo a pezzi. Detto ciò, la ciliegina della partita contro mio figlio è stata qualcosa di meraviglioso per la mia famiglia. Speriamo che il fisico ci accompagni ancora per qualche anno e continuare a giocare. E a divertirsi, che è la cosa più bella. E prima, Modica meraviglioso, perché insomma Coppa e campionato, anche tu da protagonista con più di 15 reti, ed è la dimostrazione che avete creato sicuramente un gruppo bellissimo che può anche sognare in grande la prossima stagione. Buonasera a tutti. Abbiamo creato quello gruppo perché la società hanno messo noi nella buona condizione e gli allenatori sono tutti bravi, i miei compagni di squadra, per questo abbiamo fatto quello che abbiamo avuto ora. Grazie anche agli avversari che hanno spinto fino all'ultimo giorno e sono contento che abbiamo vinto il campionato. Complimenti, lui viene dal Gambia ed è un ragazzo di 23 anni che secondo me ha una carriera avanti bellissima ed interessante. Grazie ragazzi, alla prossima, complimenti. Daniele, giornalista sportivo che parla di calcio, generalmente si parla poco dei dilettanti, però è anche vero che i dilettanti sono anche l'anima di quello che poi è il calcio professionistico, o meglio quello dei grandi. Hai detto benissimo prima, la passione è l'elemento fondamentale, la passione, il rispetto per i compagni, il rispetto per gli avversari. Credo che il calcio dilettantistico, definiamolo così, sia una grandissima scuola anche di vita oltre che di
che di sport. Speriamo che a Catania, se vi permette, si possa riparlare di calcio al più presto. Ma noi, siccome viviamo soprattutto il mondo dei dilettanti, perché la trasmissione collegata ai Penalty Awards è Penalty e da 11 stagioni parla solo di calcio dilettanti, noi saremo il prossimo anno, forse per la prima volta, quasi costretti forse a parlare del Catania. Speriamo proprio di sì, speriamo proprio di sì. E speriamo di parlarne anche abbastanza bene. Consegniamo anche la targa ricordo al nostro Daniele Loporto, eccola qui la targa, e abbiamo anche il solito premio della birra artigianale Timili, che è buonissima e che gusterai sicuramente in modo particolare nelle belle serate d'estate. Grazie a Daniele Loporto. Grazie Daniele. È il momento adesso del primo premio speciale all'interno della nostra manifestazione. Il premio Un uomo per lo sport in questa non edizione dei Penalty Awards è assegnato a Giuseppe Bosco. Eccolo qua che ci raggiunge Giuseppe Bosco, presidente del beach soccer più importante che abbiamo secondo me in Europa e forse anche nel mondo. Ciao Giuseppe, ben trovato. Allora Giuseppe, un premio importante perché è un premio legato a chi ha messo il proprio impegno nel mondo dello sport. Tu hai iniziato praticamente anche con il beach soccer, sei stato secondo me colui che ha dato il là, adesso vengono tutti gli altri ed è giusto che sia pure così. Iniziando però hai aperto un'autostrada. Tu in questa autostrada già hai raccolto tantissimo, Coppa Italia, campionati, presenze internazionali di grandissima qualità. Qual è ancora il tuo sogno, se ne hai? Realizzare un'arena beach stadium permanente, uno stadio fisso a Catania. Questo è il mio obiettivo. Voglio regalare alla mia città uno stadio fisso con un tetto che si apre e si possa giocare tutto l'anno sia beach soccer, beach tennis, beach rugby, beach basket, tutti i beach che ci sono, perché secondo me noi a Catania attraversiamo un momento terribile a livello economico e il turismo sportivo è il segreto dei prossimi anni, quindi una struttura fissa che possa portare tanto turismo sportivo, tanta benevolenza alla nostra città e soprattutto un volano per l'economia, perché lavorerebbero ristoranti, alberghi. È un beach soccer 3.0 allora a questo punto? Ma credo proprio di sì, poi insomma in FIGC se ne parla, insomma abbiamo parlato anche, ci sono buone opportunità con la FIFA, quindi vorremmo anche organizzare il mondiale nel 2025, insomma ci sono tante cose da fare. Le idee non mancano. No. Allora, io ti ho voluto fare una sorpresa questa sera, sai perché? Vabbè, Giuseppe, a parte che ho avuto modo anche di allenarlo quando era piccolino, e infatti a consegnarti il premio saranno in 3 oggi, addirittura 3 persone che tu probabilmente conoscerai, e vi invito qui sul palco il mio capitano della squadra allievi, mister Aldo Musumeci, che ci raggiunge sul palco. Invito qui sul palco il mio capitano della squadra juniores, mister Alderisi Pierpaolo, e poi invito pure anche il capitano della mia squadra Berretti, attuale suo direttore sportivo, Salvatore Castorina. Insomma, li ho fatti rincontrare tutti sul palco, tutti insieme. Ho fatto quasi una mezza carambata. Ciao Pierpaolo, ciao Aldo, ed invito qui che sta arrivando Salvo Castorina. Erano i miei 3 capitani. Tu hai giocato con Pierpaolo, quindi ok, conosci tutti benissimo. Ok, allora sarete voi 3 a consegnare a questo punto a Giuseppe Bosco questo riconoscimento. Può entrare subito qui la targa. Chi la consegna? Il capitano più grande, il capitano più piccolo? Il Pierpaolo, perché è sempre stato il capitano Pierpaolo. Ok, consegniamo a Giuseppe Bosco il premio Un uomo per lo sport, lo consegna per Paolo, e invece mister Aldo Musumeci consegna il pacco di Bacco, e qui immortaliamo questa carambata. Grazie. Battuta con tutti i presenti, iniziamo con Aldo Musumeci. Avevi iniziato con il Calcio Catania, quest'anno purtroppo è andata come è andata, vieni da tante esperienze, la penultima con un'altra sfortunata società che era la Leonzio, però guardare i ragazzi giocare è sempre una grande emozione, e soprattutto i giovani. Assolutamente, dico però dove vado io ovviamente poi si chiude sempre battente, però speriamo per l'anno prossimo che tutto vada per il meglio. Sono molto fiducioso. Pierpaolo, tu invece, anche per te un po' di sfortuna
sfortuna. Eri tra l'altro allenatore della rappresentativa allievi, poi non si è fatto il torneo delle regioni, sei rimasto al palo, ma hai visto in giro tantissimo materiale calcistico. Sì, abbiamo lavorato per l'Osservatorio Nazionale, per le rappresentative nazionali, insomma abbiamo cercato di dare spazio ai ragazzi del nostro territorio, che è una cosa importante, visto anche il momento di carenza e di assenza di società professionistiche. Insomma, cerchiamo di darci da fare, cerchiamo soprattutto di dare un'opportunità ai nostri ragazzi. Cerchiamo anche di trovare squadra, perché sei fermo da 3 anni, voglio dire, prima o poi la devi trovare una squadra, no? E qui c'è un po' di tutto, quindi puoi sicuramente essere interpellato da qualche presidente o direttore sportivo. Direttore sportivo è una parentesi il beach, credo, no? Importante, di grande qualità, che sta portando sicuramente un'enorme visibilità anche nazionale ed internazionale, ma il tuo obiettivo è ritornare in un campo a 11 probabilmente, no? Salvatore Castorina. Il lavoro è quello, il Presidente mi ha dato l'opportunità di entrare in questa famiglia, è un'esperienza bellissima, ma il lavoro rimane quello del calcio 11, sperando che ci sia un'opportunità dopo un anno di inattività. Le società sono tutte impegnate anche guardando cosa fa il Catania, ho l'impressione. Beh sì, in Serie D sicuramente si vedrà quello che farà il Catania e poi le altre di conseguenza si adegueranno. Ma speriamo bene intanto per la città, per la rinascita di tutto, poi e per tutto il movimento che è fondamentale per tutta la Sicilia. Avere più squadre nei professionisti è importante per tutti, per i giovani e per tutto il movimento in generale. Condivido. Anche per voi un ricordo, avviciniamo subito con la targa Pierpaolo Alderisi, eccolo qui il capitano, poi il secondo abbiamo Aldo Musumeci ed infine abbiamo Salvatore Castorina. Grazie ragazzi, i miei ragazzacci, grazie tante. Allora, adesso abbiamo una pausa musicale, lo facciamo come tradizione qui ai Penalty Awards con volti e soprattutto artisti siciliani. Io invito qui sul palco Bella Morea con il featuring di Dinastia, eccoli qui, sistemiamo anche l'asta microfonica per il cantante, giusto? Il cantante, eccoti, perfetto, puoi avvicinarti. La canzone si intitola Malu Parrari. Ma non lo puoi dire così, no, qui c'è un po' di cortile oggi perché c'è un po' di calciomercato, contatti. Diciamo che c'è un detto che dice che a lingua un nave ossa, ma rompi l'ossa, li può rompere. Quindi questo è un brano che invita comunque a non scoraggiarsi nonostante le male lingue. Abbiamo avuto, io e mio fratello Bella Morea, l'onore di avere anche Maurizio Musumeci in arte Dinastia a collaborare per questo brano. E siamo contenti di avervi qui nella nostra edizione dei Penalty Awards. Bella Morea con Dinastia. Tanti genti che non fanno altro che malu parlare, forse perché non hanno menti di buono che fare. Ci sono tanti genti che con le parole fanno ancora più male, spaccano di l'ossa, squartano tu cuore, la sanno di ammaliare. Fazzo ne sciri lo vento, lo fan su volare, giù paesi a cui non vuoi. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male senza parole, ma coscienza può salvare. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male senza parole, ma coscienza può salvare. Parola che non si dice detto da un tempi che non saccio quei cofici mi cercano sciati pere monno ma caludro cadavero ma vai detto quei che sogno sono coppie di pistola c'è tu voti ste parole si dite con una lingua che battono i denti d'oli si parlano caucca senza connettire cori a parole di consulta non risulta e cacci mori Fazzo ne sciri lo vento lo fa su volare hanno a giù paesi a cui non vuoi malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare
senza parole, ma coscienza può salvare. Malo parlare, solo malo che fare, non vi fa buono campare. Vi fa solo stare male, senza parole, ma coscienza può salvare. A bola parola già fuori a terra, se piso c'è una panna, che musica suona, venghino, prego signori, cantano musica antica, chattono temi di vita, ballano, cui si avvicina, guerra c'è solo più invidia. I parole son buttanti per cui sa usare, i parole son muttate, sanno camminare, ma c'è gente che fa niente per malo che fare, la paucca solamente per malo parlare. Malo parlare, solo malo che fare, non vi fa buono campare. Vi fa solo stare male, senza parole, ma coscienza può salvare. Malo parlare, solo malo che fare, non vi fa buono campare. Vi fa solo stare male, senza parole, ma coscienza può salvare. Bravi, bravi, bravi. Bella Morea, grazie ragazzi, alla prossima, buona estate, buona estate. E proseguiamo adesso con le altre nomination. Abbiamo visto quella dell'attaccante, adesso è il momento degli allenatori. Abbiamo Filippo Chinnici del Resultana San Lorenzo, Marcello Manca del Realaci, Giancarlo Betta del Modica Calcio, Francesco Palmeri, Rocca Acquedolcese. L'onore di aprire la busta al presidente AIAC di Catania, ovvero Lucio Tosto, che invito qui sul palco. Eccolo qua, Lucio. Una brutta gatta da pelare, eh? Una brutta gatta da pelare. Lucio Tosto, con i 4 vincitori dei 4 gironi del campionato di promozione. Avvicinati perché tra poco arriva la busta, eccola qui, busta come al solito sempre molto molto particolare perché quella dell'allenatore è sempre una scelta molto difficile e tra l'altro tocca a te che sei il rappresentante degli allenatori di Catania. Allora, devo dire che è stato un mio allenatore pure nell'ultimo campionato che ho giocato. Vince il premio come miglior allenatore della promozione Giancarlo Betta. Modica Calcio, Giancarlo Betta. Lui l'ha capito, beh, hai svelato qualcosa dopo la busta. Consegniamo subito le targhe, intanto al vincitore Giancarlo Betta del Modica Calcio, lo consegniamo, Giancarlo Betta, eccolo lì, con la busta di Bacco, è qui, è qui, è qui, è qui. Perdonatela, Lady Calcio 0. Avviciniamoci subito con Giancarlo perché lo abbiamo già detto alcune volte proprio su questo Modica che ha rincorso alla grande il Mazzarone, l'ha agguantato e superato negli ultimi 90 minuti. Poi c'è stata anche la vittoria di Coppa, una stagione meravigliosa. Credo che Modica possa ritenersi super contenta. Sì, grazie per il premio. Intanto ringrazio Lucio che è stato il mio calciatore. Doppia soddisfazione. No, per quanto riguarda il campionato devo dire che è stata bravissima la società, ma veramente, perché quando ti trovi dietro di 10 punti non è facile a quel punto credere ancora nell'obiettivo. A noi ci ha salvato il fatto che siamo una società dove c'è grande competenza calcistica e quindi vedere che la differenza fra noi e il Mazzarone non era quella che dicevano i numeri, non era facile, ripeto. Siamo stati bravi lì, poi il resto è stato tutto più facile perché quando la squadra si è messa in moto è venuto tutto più facile. Complimenti ancora, nel frattempo consegniamo anche le altre targhe ai partecipanti. Palmeri sta da questa parte, eccolo qui, poi abbiamo Chinnici che è lui, Chinnici, eccolo qui, e poi l'ultima, non per posizione, naturalmente Marcello Manca. Filippo, Resultana San Lorenzo, beh, è una bella soddisfazione quest'anno, no? Vincere un campione di promozione diventa un curriculum forte. Sì, assolutamente, è stata una stagione magnifica, il secondo campionato che vinciamo di fila. Quest'anno abbiamo fatto veramente grandi cose.
la società ha dato, ha fatto, insieme all'aiuto del direttore, ha allestito una grandissima squadra, ben allenata, e abbiamo fatto un grandissimo campionato. E adesso bisogna guardare la prossima stagione, che è un po' più difficile. Bisogna guardare la prossima stagione, Marcello, perché questo Real Aci imbattuto ha vinto un campionato meraviglioso e il prossimo anno c'è l'eccellenza da affrontare, forse un po' con un'altra mentalità? Ma non sappiamo cosa succederà ad Acireale, perché ultimamente forse la società non sarà più in eccellenza, perché il presidente ha fatto altre strade e sicuramente non parteciperà al campionato di eccellenza. Questa è una notizia che ci mancava dell'ultima ora, però rimane comunque la vittoria in un campionato bellissimo come quello di promozione. Ma sicuramente è stata un'annata bellissima, che ho avuto modo da fare con dei calciatori che si sono subito calati in questa stagione, e niente, hanno creato un gruppo importante che alla fine ci ha portato a vincere questo campionato contro squadre che erano attrezzate per vincerlo questo campionato, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. Complimenti al Real Aci, complimenti anche a questa Rocca Acquedolcese. Sì, intanto godiamoci ancora, visto che siamo qua, questo risultato che abbiamo fatto. Intanto volevo fare anche i complimenti al mister Betta, perché ho avuto la possibilità di incontrarlo in Coppa e ho già fatto i complimenti per come giocava la sua squadra, ed è meritatissimo il premio di oggi. Per quanto riguarda il prossimo campionato, sì, speriamo di continuare su quello che abbiamo tracciato in questa stagione. A breve ci incontreremo la società e vedremo di programmare bene. Anche perché l'eccellenza, come abbiamo detto, è una cosa totalmente diversa. Grazie ai 4 vincitori del campionato di promozione, grazie ragazzi. Lucio Tosto, allora, lo hanno detto in tanti, il campionato di promozione è più difficile del campionato di eccellenza, perché riuscire a vincere insomma, con tante altre squadre attrezzate è sempre molto difficile. Ci vuole impegno, ci vuole determinazione, un pizzico di fortuna, una società forte alle spalle, e quindi credo che il lavoro poi alla fine paga, così come paga anche il lavoro intenso di tanti allenatori che puntualmente ogni domenica, e non soltanto la domenica, sono lì a pressare i propri ragazzi giorno dopo giorno. Ma intanto consentimi di ringraziarti per lo spazio che ci dai a noi dell'AIAC in tutte le tue trasmissioni. Questo era doveroso da parte mia, e anche per quello che riesci a tirare su ogni anno. Una trasmissione bellissima. L'altra cosa che volevo dire, il campionato di promozione, hai ragione, è molto ma molto difficile per un semplice motivo: è il primo campionato dove c'è la terna arbitrale. Quindi ti ritrovi tu squadre che salgono della prima categoria non abituate. Ti ritrovi pure squadre dell'eccellenza che retrocedono e quindi possono essere anche attrezzate. Quindi è un mix di squadre dove non ti consente magari di fare calcoli o cose varie. Quindi è molto ma molto difficile. Ci vuole, come al solito, come tutte le categorie, ci vuole serietà, professionalità, programmazione e soprattutto rispettare gli impegni. E quindi quando ci sono queste cose poi si va avanti. Infatti quelle squadre, tu hai premiato gli allenatori, sono tutte squadre che hanno alle spalle una grande società, e senza una grande società alle spalle difficilmente si va avanti. Non si va mai da nessuna parte. Abbiamo anche per Lucio Tosto il ricordo della presenza qui ai Penalty Awards, che consegniamo insieme anche alla birra Timili, che è una birra artigianale meravigliosa, buonissima, che va bevuta freschissima. Grazie Lucio, a presto, alla prossima. Andiamo avanti, e adesso è arrivato il momento di conoscere, ed invito qui sul palco Aurelio Lobianco, Resuttana San Lorenzo, Mattia Pitino del Modica Calcio. Parliamo con Modica e parliamo con Resuttana San Lorenzo, che comunque hanno fatto veramente un campionato bellissimo. E vediamo un po' chi vi premia. Un nome storico per la nostra manifestazione dei Penalty Awards. Per la 9ª volta consecutiva invito qui sul palco un veterano appunto del nostro evento, il giornalista Franco Anastasi. Eccolo qua che ci raggiunge con la promessa che la prossima stagione, che è la 10ª, devi ritornare di nuovo su questo palco che rappresenta il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Eccolo qua Franco Anastasi, tra poco ti arriva l'ennesima busta anche per quest'anno, la possiamo consegnare a Franco Anastasi, eccola qui dietro di te. Ciao Franco.
Dove stai andando? Lì è la busta, perfetto. Ok, avvicino io? Sì, vengo io da queste parti. Chi vince? Aurelio Lobianco. Resuttana San Lorenzo. Ok. Consegniamo subito la targa ad Aurelio Lobianco insieme al pacco di Bacco. E l'altra targa la consegniamo a Mattia Pitino, presidente del Modica Calcio. Subito una battuta con Aurelio. Aurelio, Resuttana San Lorenzo alla grande. Tra l'altro vi siete già portati a casa un primo premio con Giampiero Clemente, adesso un premio anche importante, quello della dirigenza, a dimostrazione che la programmazione poi alla fine diventa fondamentale, una carta vincente per vincere un campionato. Assolutamente, se c'è una programmazione alla fine tutto viene più facile, quindi per me è un onore essere qua sopra, essere premiato e ora si pensa al futuro. Un futuro spero importante. Così come è importante a questo punto il percorso del Modica, le voci sono tante, una programmazione di grande qualità, già vincente con il campionato di promozione, adesso rappresenterete la bella provincia del Ragusano nel prossimo campionato di eccellenza. Io credo che è soltanto l'inizio di un mega progetto, questa è una mia personale sensazione. Speriamo, buonasera a tutti, speriamo non siano solo voci. Quest'anno è andata benissimo, se ci avessero chiesto di scrivere la trama di questa stagione probabilmente non avremmo immaginato tanto, quindi sì, siamo già contenti così e vediamo per il futuro cosa succederà. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Franco Anastasi, nona stagione ai Penalty Awards, la promessa per la 10ª a questo punto la devi prendere con tutta la platea, quindi il prossimo anno sarai ancora dei nostri, tu che hai visto nascere questo premio nel 2014. Sì, ma non posso assicurarlo perché tra non molto farò 80 anni e mi pare un assai. Facciamo un applauso. Non mi sembrano tanti. Ti è piaciuto il calcio di quest'anno? Sì, molto. Ho dato qualche suggerimento che forse non è piaciuto alle alte sfere, però perché secondo me il campionato di eccellenza andrebbe fatto in un solo girone, considerato come vanno le cose ogni anno. Quindi però questo suggerimento non piace, ma io faccio il mio dovere di giornalista. Giusto, la penna deve sempre raccontare in maniera libera. Abbiamo un ricordo anche per Franco Anastasi, per la sua presenza ai penalty, la targa ricordo della bella serata qui a Belpasso, compresa la birra. Non so se tu bevi birra. Chi beve birra campa i 100 anni. Quindi. E allora bevi tutta. Grazie Franco Anastasi. Parliamo del campionato di prima categoria. È chiaro che essendo 7 gironi, quindi tantissimi giocatori, tantissimi dirigenti, tantissimi allenatori, la selezione è un po' più ristretta, pertanto premieremo soltanto il miglior giocatore, il miglior allenatore ed il migliore dirigente tra tutti 7 i gironi di questa stagione. Subito come miglior giocatore invito qui sul palco Salvatore Ruggeri del Liccarense, Giovanni D'Amico dell'Aspra e Davide Ascia dell'SC Gela. A premiare il miglior giocatore del campionato di prima categoria, io lo chiamo il dinamitardo del calcio dilettantistico e non solo, opinionista sportivo di grande qualità, oltre che un grande amico della nostra manifestazione e del programma Penalty. Invito qui sul palco Giampaolo Montineri, che ci raggiunge ed aprirà lui la busta per l'elezione del miglior giocatore del campionato di prima categoria. Ah, sei entrato da dietro? Ti sei perso nel teatro. Buonasera Giampaolo, c'è la busta. Sono 7 gironi, quindi tantissimi giocatori, e quindi già stare in nomination è già una vittoria. Assolutamente sì, sono d'accordo. Prima categoria il girone G, notevolissimo, sportellate, ma soprattutto una Gela città che ha cambiato passo, adesso sono molte squadre in promozione, potrebbe arrivare anche un titolo di promozione ancora,
Però stai facendo un po' di è calciomercato. stato fatto tutto il pomeriggio così, quindi è una città che ha bisogno di risalire. Abbiamo visto dei territori all'interno di Gela e attorno a Gela che hanno veramente creato incenso e mirra. Per loro si stanno attrezzando, però c'è intensità un'altra volta, c'è cambio generazionale. Allora, perché hai parlato di Gela? Perché, uso il mio team di da speaker, signori e signori, il miglior giocatore del campionato di prima categoria 2021-2022 è Mister Davide Ascia! Davide Ascia del Gela. Consegniamo a Davide Ascia a questo punto il premio, lo ritira, eccolo qui, perfetto, poi lo consegniamo anche agli altri due che sono andati in nomination, per cui possono già ritenersi super bravi. Davide, complimenti al Gela, perché è veramente una stagione bellissima. Poi tu non è che sei tanto giovanissimo, pertanto hai messo dentro la tua esperienza che è servita ad un gruppo giovanile interessante che il Gela ha presentato in questa stagione. Buonasera a tutti. Sì, hai detto bene. Non è facile comunque vincere i campionati e a Gela soprattutto. E la società è stata capace veramente di costruire un bel organico, dei ragazzi 11esimi, giovanissimi. E siamo stati veramente bravi a portare a casa un campionato veramente difficile. Ci siete riusciti perché avete vinto alla grande la vostra stagione. Consegniamo anche agli altri due subito le targhe ricordo della partecipazione. Abbiamo Ruggeri e D'Amico. Ruggeri e D'Amico. Anche per voi avete il ricordo di Bacco. Che dobbiamo dire? Una stagione da incorniciare anche per voi. Adesso bisogna guardare al campionato di promozione, che comunque non è come quello della prima categoria. No, è stato un bel campionato, ce lo siamo giocati fino all'ultimo contro l'Accademia Trapani, poi abbiamo vinto là 3-0 la penultima giornata e da lì è stata una gioia. Parliamo del Liccarense, giusto? Che magari lì per lì uno dice ma questa squadra dove gioca? Gioca a Carini, è nata 5 anni fa, quindi già è un traguardo arrivare qua. Siete già in promozione? Sì. Bene, complimenti allora, il vostro percorso è stato velocissimo, bravo. Mentre invece adesso parliamo con D'Amico, giusto? Dico bene? Che ha vissuto una stagione con l'Aspra, che è una squadra piccola della provincia di Palermo, però so che avete un seguito di pubblico non di poco conto. Sì, siamo molto seguiti anche perché la dirigenza fa di tutto per pubblicizzare e sponsorizzare la squadra. Quindi... Adesso abbraccerete un'altra fetta di Palermo e quindi un'altra visibilità, perché il campionato di promozione è un po' più impegnativo. Esatto, come diceva poco fa anche lei, si cambia tutto. Rimani con l'Astra? Sì, con l'Aspra, sì. Benissimo, complimenti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il proseguo della vostra stagione. Grazie. grazie. Allora, Giampaolo, lo hai raccontato il calcio, lo sappiamo in che maniera, attraverso i social, con tante ospitate, e hai dimostrato che il calcio comunque va raccontato con il cuore e tu, insomma, cuore ce ne metti tanto. Più che io ho raccontato, ho preso quello che danno gli atleti, e dico atleti, e quindi chi va in campo, chi indossa un numero, chi decide la domenica di confrontarsi in una sfida, va oltre l'aspetto soltanto di gareggiare, quindi estraggo una parte che non sembra visibile e diventa qualcosa di spettacolare. Quindi, e poi comunque il calcio è questo, chi non lo vive per come sta cambiando vuol dire che non vuole vivere. Mi piace questa cosa, ti mando subito una delle due gemelline perché ti deve premiare. Esatto, ma non solo, io posso quest'anno essere testimone oculare della metafora della volpe e da Arracina. Ah, vero, perché sei stato anche a Mazzarone. Eccolo qua il ricordo per Giampaolo Montineri. E per te c'è anche la birra, sperando che non ti ubriachi. No, va bene, dopo i challenger con l'alcol durante la pandemia abbiamo superato il tutto. Vi auguro una buona continuazione e speriamo di incontrarci dentro un campo di calcio, come sempre accade ogni domenica. Grazie. Grazie a Giampaolo Montineri, grazie.
Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici.